Questo programma vi è offerto da Zanutta. Il nostro mondo è la tua casa. That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. So good, so good, so good, so real. That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. Love is so, please don't stop it. You got me riding in your jean pocket, laying your body on the shag carpet. Oh, you know I love it, so please don't stop it. It's like a downfall with a little bit of tender and emotion. Buonasera e benvenuti in diretta a Telefilo Estate. Ci troviamo in questo momento io e il sindaco di Carlino, Loris Bazzo, in una bella carrozza trainata da due cavalli, un cavaliere elegantissimo che è Gianni, e il nostro Paolo Bassi lo sta riprendendo. Questa è un'apertura di trasmissione davvero in esclusiva col sindaco di Carlino, perché ci troviamo in una location davvero bellissima, è la tenuta Valle Cadellovo, e anche la carrozza è un servizio che si tiene proprio in questa tenuta. Assolutamente sì, è un servizio che offre il titolare di questa Valle da Pesca, che è Daniele Nardo, e noi proprio ci troviamo all'interno della sua Valle da Pesca, che è una Valle da Pesca secolare, che per tradizione coltiva orate e branzine, ma che ultimamente ha anche subito una riconversione proprio sul fronte dell'area wellness e del turismo lento. E anche questo è un aspetto turistico da tenere appunto presente, perché naturalmente questa carrozza può portare diverse persone in giro anche a vedere Carlino, insomma è un servizio interessante. Sì, alla scoperta di Carlino in carrozza, questo è il nuovo mood della Valle da Pesca di Daniele Nardo, e alla scoperta di quelle che sono le specificità e le caratteristiche della nostra terra. Una terra che è ricca di un patrimonio naturalistico, storico e culturale unico, e noi sì ci troviamo all'interno di questa Valle da Pesca, che è una delle tante valli da pesca che insistono nel comune di Carlino, come così anche a Carlino sono preziosi e millenari i boschi planiziali. Noi abbiamo la fortuna, insieme al comune di Carlino e di Castionzi Strada, di avere gli ultimi residui di quella che era l'antica Silva lupanica, che occupava in epoca così glaciale l'intera pianura padana. E questa insomma è una presentazione del territorio realizzata dal sindaco che adesso può investire diversi milioni di euro, 3 milioni e mezzo in particolare, grazie alla Regione Friuli Venezia Giulia, su settore scolastico e sportivo, giusto? Esatto, è proprio così. Si è trattato di una lunga gestazione che è durata quasi due anni, però ha portato in seno al comune di Carlino un risultato prezioso, non banale, non scontato, e anzi ha superato tutte le aspettative. 3 milioni e mezzo di euro per Carlino sono una cifra importante, e da questo punto di vista adesso dobbiamo essere altrettanto credibili nel spenderli al meglio. In particolare questi soldi erogati appunto dalla Regione in seno della concertazione e nell'ultimo assestamento di bilancio porteranno ad una riqualificazione di quello che è il plesso scolastico e il polo sportivo. Molto bene, tra poco poi vedete ci sono degli ospiti che andremo a presentarvi, e soprattutto Irene ci racconterà quelli che sono i servizi alla persona e non solo, che troverete qui alla tenuta Cadellovo. Ma io volevo anche presentare il cavaliere che è qui alle mie spalle, che è Gianni. Eccolo qua. Gianni, intanto grazie per questo bel viaggetto. I cavalli come si chiamano? Allora, il figlio si chiama Anders e la cavalla si chiama Mira. Sono due cavalli di razza Clydesdale, una razza scozzese, provengono però da un allevamento inglese, sono stati importati in Italia giovanissimi. Quando noi abbiamo preso Anders aveva 1 anno e mezzo, oggi ne ha praticamente 7 anni. Bene. E lei insomma vive anche con i cavalli qui, no? Immagino che... Io vivo con i cavalli, assieme ai cavalli. Io sono in pensione. E quindi ha questa bella occasione.
Grazie Gianni, davvero, e io ringrazio anche il sindaco che ritroveremo più tardi per parlare ancora di Carlino, ma adesso andiamo a vedere nel dettaglio la presentazione del territorio nella scheda appunto dedicata al territorio che ci ospita. Carlino. Il territorio del comune di Carlino è situato nella parte più meridionale della pianura friulana fino a lambire per un tratto la laguna di Marano. Anche la parrocchia è una sola, San Tommaso Apostolo, con le chiese filiali di San Gervasio e di San Domenico, in tutto dipendenti dal suo parroco. Questa situazione amministrativa è perdurata fino alla ventata di novità portata da Napoleone, costituita dall'abolizione dei diritti feudali, nuovi codici, nuovo catasto, nuovi organi amministrativi. Nel 1811, infatti, con l'impianto del catasto napoleonico si distinguevano due comuni amministrativi, Carlino e San Gervasio Nito. Il confine tra i due comuni era rappresentato dal corso del canale detto Confin e dal basso corso del fiume Urian fino alla laguna. Nel 1823 San Gervasio veniva aggregato amministrativamente al comune di Carlino, mentre dal punto di vista catastale rimaneva separato. La situazione catastale anzidetta veniva recepita dal catasto austriaco dal 1846, che rimase in vigore fino al 1954. Nel 1928, in conseguenza della politica fascista tendente a sopprimere i piccoli comuni per aggregarli in più vaste entità, il comune di Carlino, con la sua frazione di San Gervasio, fu aggregato al comune di San Giorgio di Nogaro. Il 1 gennaio 1947 venne ricostituito il comune di Carlino col primitivo territorio comprendente San Gervasio, con esclusione di quei terreni assegnati a Tor Viscosa nel 1940. Questi, negli anni 60, furono invece restituiti dal comune di Tor Viscosa a quello di San Giorgio di Nogaro, comune da cui li aveva ricevuti senza tener conto dell'originario titolo di possesso da parte di Carlino. La cosa fu oggetto di un ricorso che venne respinto. In conseguenza di ciò, numerosi terreni di proprietà di carlinesi e anche il bosco Coda di Coluna, bene di uso civico di Carlino, si trovano ora nel comune di San Giorgio di Nogaro. Dal punto di vista amministrativo civile, il comune di Carlino è abitato da circa 2700 persone. Appartiene attualmente alla provincia di Udine ed è diviso in due frazioni: Carlino, capoluogo del comune, che comprende la località Maranutto e San Gervasio. Il confine tra le due frazioni non è più quello antico, ma assegna a San Gervasio le case Mian e i casali Feruglio e a Carlino tutto il casino e Maranutto. Tale situazione risale agli anni 70, quando si costituì l'amministrazione separata dei beni civici di San Gervasio e fu poi recepita dallo Statuto Comunale nel 1991. Eccoci qua, siamo scesi dalla carrozza con i tacchi, ho fatto presto e a raggiungere Irene Sguassero, che è responsabile attività della fattoria didattica della Valle da Pesca, e poi ci sono qui dei cavalli che dopo mi presenterai. Intanto raccontami un po' quelli che sono i servizi soprattutto alla persona qui della Valle. Volentieri, intanto benvenuti alla Tenuta Valle Cadellovo, che è un'azienda che fa parte della stessa famiglia da circa 50 anni. È un'azienda che cerca di seguire la tradizione, ma anche punta molto al benessere della persona. Puntando al benessere della persona abbiamo così instillato diversi progetti, tra cui abbiamo il progetto dei cavalli che abbiamo qui vicino, il progetto Free Horses Farm, poi abbiamo il progetto Wellness che invece riguarda un percorso vero e proprio di wellness a livello di spa, più la ricettività con camere e quant'altro. Per quanto riguarda invece i servizi anche dei più piccoli, abbiamo anche fattoria didattica e sociale, dove abbiamo attivato dei laboratori che vogliono riportare i bambini al contatto con la natura, tralasciando quindi quelli che sono i videogiochi, i computer, i telefoni. Vogliamo proprio portarli a contatto con la terra, a sporcarsi le mani, a capire le emozioni di stare con questi anche animali che abbiamo qui in valle, come ad esempio i cavalli. E quindi cerchiamo appunto quella riconnessione anche a livello spirituale con quello che è la madre terra che ci accompagna sempre. Tutti i progetti che sono stati avviati qua in azienda sono stati aiutati tramite gli investimenti del PSR, che sarebbe il piano di sviluppo rurale, e tramite questi abbiamo potuto quindi avere una diversificazione delle attività presenti qua in azienda. Abbiamo appunto, come vi accennavo prima, la questione dei cavalli, quindi si possono fare sia lezioni che
passeggiate a cavallo. Le lezioni che svolgiamo qui in azienda sono principalmente di avvicinamento al cavallo, quindi vogliamo appunto portare le persone ad amare questo mondo, ad amare l'animale senza per forza entrare in competizioni o quant'altro. Cerchiamo appunto di avere sempre una sorta di relazione con quello che è il mondo animale naturale nel miglior modo possibile. Sempre riguardo alla diversificazione delle attività che si possono svolgere qua in azienda, abbiamo anche la parte di pesca sportiva. Appunto ci troviamo in una valle da pesca che segue la tradizione ormai, come vi accennavo prima, da un sacco di anni. Oltre la parte di pesca sportiva abbiamo anche la possibilità di noleggiare biciclette, quindi in collaborazione con il progetto In Bici in Friuli, dove anche tramite questo mezzo ecosostenibile vogliamo promuovere lo slow tourism, che quindi possiamo fare sia a cavallo che in bicicletta oppure anche a piedi volendo. Altro finanziamenti che ci sono stati di grande aiuto è anche il progetto Stella Boschi Laguna, che ci ha portato anche a creare una rete, una collaborazione tra privati, aziende e anche i comuni della zona, della zona qua, insomma. Altri servizi che offriamo sono appunto quello che riguarda la ricettività, quindi come vi accennavo prima abbiamo una spa che è stata ricavata da una vecchia stalla, infatti all'interno c'è ancora l'abbeveratoio e la mangiatoia dove si cibavano le vacche e i cavalli che c'erano un tempo, e abbiamo al momento una suite e 2 stanze da letto. Poi comunque c'è tutta la parte anche di prendere il sole o comunque staccarsi un attimino dallo smart working a cui siamo abituati al momento. E infatti alle nostre spalle il Paolo Bassi sta riprendendo anche i lettini, c'è proprio una zona dove prima qualcuno prendeva il sole, poi hanno visto le telecamere, sono tutti spariti, giustamente, come i cavalli che tu cercavi di tenere qua vicino. Non so se riesci a richiamarli. Capital si chiama? Capital è quello sì, Capital? più grande. Capital. Sono un po' in imbarazzo, penso, per i cavalli della carrozza. Sì, al momento, sì. Infatti li stanno guardando ancora la carrozza. Quello che volevo chiederti è tanto la bellezza di questo posto e immagino la richiesta maggiore che c'è stata dopo questo periodo di chiusure, di lockdown, appunto la riscoperta dell'ambiente, come dicevi tu, è stata ancora maggiore dopo questo periodo di Covid. Sì, esatto. Abbiamo notato anche, io principalmente che lavoro con i bambini in quanto sono coordinatrice della fattoria didattica, io e le mie colleghe abbiamo notato la necessità dei bambini di stare fuori all'aria aperta, sfogarsi, giocare, ma soprattutto relazionarsi, perché in quest'anno, in questi 2 anni di Covid che purtroppo ci hanno rinchiusi in casa, i bambini hanno anche difficoltà a relazionarsi. Invece queste sono opportunità dove loro imparano a stare insieme, a giocare, a condividere momenti, emozioni, ma soprattutto anche a rispettare l'ambiente, che è la cosa che vogliamo instillare principalmente a livello di azienda. Poi c'è la possibilità anche di pescare, anche per i più piccoli, possono provare anche loro l'emozione di pescare oltre che andare a cavallo. Assolutamente, tutte le attività che proponiamo partono dai 5 anni in su, quindi in modo tale da soddisfare sia più piccoli sia più grandi e anche le famiglie. Quindi è un servizio appunto che è dedicato a tutti quanti, dai più piccoli al papà e la mamma, che magari la mamma prende il sole, il papà pesca con il figlio, oppure il figlio fa attività con me, quindi cerchiamo insomma di soddisfare tutti quanti. Ultimo tentativo prima di mandare il video nella chiamata dei cavalli, vediamo se riusciamo. Niente da fare, anche loro sono imbarazzati, emozionati le telecamere, quindi non ci raggiungono, ma Paolo Bassi li ha già ripresi per bene. Quindi andiamo a vedere, io ti ringrazio Irene, ci ritroviamo tra poco anche per far vedere proprio la struttura. Ora invece andiamo a vedere un altro contributo filmato per raccontare quella che è la storia del territorio di Carlino. La prima volta che il nome di Carlino, esattamente Carlins, appare su un documento, a quel che ne sappiamo, è il 13 luglio dell'anno 1031, quando viene menzionato nel celebre diploma del patriarca Popone. Questa data non può certo venir presa come inizio della storia di Carlino, riferendosi infatti solo a un momento della vita politica, amministrativa ed ecclesiastica del paese stesso. In quell'anno Carlino era già una villa di una qualche importanza, nonostante il suo nome non compaia mai nei documenti che ci restano dal periodo precedente a quella data. Generalmente dall'Alto Medioevo ci rimangono poche documentazioni, in particolare poche testimonianze scritte.
Pensiamo anche che il maggior centro di irradiazione di cultura della regione, Aquileia, più grande metropoli commerciale dell'impero romano, si riduce in quel periodo ad una borgata semidisabitata. Inoltre, le prime citazioni documentate dei paesi vicini risalgono più o meno allo stesso periodo. San Giorgio e Gonars compaiono assieme a Carlino nel medesimo documento. Porpetto viene nominato la prima volta nel 1186, Torre di Zuino, ora Tor Viscosa, nel 1278, Malisana nel 1161, Villanova nel 1274, Zellina nel 1239, Muzzana nell'824, Precenicco nel 1150, Biancada nel 1226. Fa eccezione Marano, di cui parla Paolo Diacono affermando che ospitò il sinodo scismatico del patriarca Severo nell'anno 590. E quindi un dato di fatto la rarità di documenti scritti risalenti a prima dell'anno 1000. Ma le fonti scritte non sono le uniche, benché forse le più importanti per poter conoscere la storia di una comunità. Ben poco sapremmo, se così fosse, anche di epoche a noi relativamente vicine. Vi sono infatti altre fonti cui si può ricorrere: la toponomastica, l'archeologia, la tradizione orale e gli usi radicati nella gente. Ed infatti alcune di queste fonti ci vengono in aiuto, permettendoci di attestare l'esistenza di Carlino ben prima di quel fatidico 1031. Per quanto riguarda il territorio che costituisce l'odierno comune di Carlino, nonostante la ricordata carenza di documenti o citazioni, si può sicuramente affermare che la zona sia stata abitata fin da quei tempi remoti. L'archeologia ci conferma infatti che nel territorio di Carlino, alquanto numerosi e documentati, sono i siti archeologici di epoca romana e anche preromana. La carta archeologica del Friuli Venezia Giulia ne identifica ben 32 ed altri non ancora rilevati potrebbero essercene. Sono state accertate aree con affioramento di materiale archeologico a bassa e alta concentrazione, aree di abitati veri e propri. Per certi siti si è potuto ipotizzare, talvolta quasi sicuramente, la destinazione: villa rustica, insediamento produttivo, insediamento residenziale, tombe, strade. I reperti recuperati testimoniano la datazione di queste antiche presenze umane. Della preistoria ci sono testimonianze dell'età neolitica, dell'età del rame, dell'età del bronzo antico e del bronzo recente, dell'età del ferro evoluto per l'età romana, dell'età repubblicana, dell'età alto imperiale e dell'età tardo imperiale. Bentornati a Telefuori Estate in diretta da Carlino, in questa splendida location dove alle nostre spalle si vede la laguna ma anche i boschi di Carlino. Davvero bella questa panoramica che vi proponiamo, e vi proporremo anche le immagini della tenuta Valle Cadellovo, proprio per farvi vedere come anche fare la colazione guardando questo splendido paesaggio. Ne parleremo dopo, perché parliamo di associazioni, in particolare della Proloco di Carlino, assieme al presidente Maurizio Agostini. Buonasera. Buonasera a tutti. Ne ho eletto, dico bene? Io sono il presidente del nuovo direttivo che è stato eletto da poco più meno di un anno, e in questo periodo di Covid in cui abbiamo riscontrato notevoli difficoltà, però siamo riusciti a portare avanti questa realtà associazionistica, interpellando le varie associazioni del logo, che hanno dato una bella risposta. Infatti i nostri soci sono tutti quanti partecipanti anche ad altre associazioni, e con loro stiamo cercando, con questo nuovo direttivo, di fare una promozione oltre che classica delle Proloco, socio-culturale, anche socio-economica, per portare promozione a questi territori e anche la cultura di questo paese, insomma, che nasconde vari aspetti, ecco tutto. E mantenere vive le tradizioni, magari cercando di avvicinare i giovani, anche so che è difficile. Allora, cosa che è molto difficile, ma stiamo cercando di fare, appunto come le accennavo, abbiamo cercato di interpellare le varie associazioni anche di giovani per farle entrare in questo contesto ed cercare di attivare delle attività che siano anche favorevoli
e piacevoli per loro, non solo di tradizione, perché sa che i giovani cercano anche l'innovazione. La Proloco di Carlino dunque è direttivo da quanti è composto? Siamo 7 persone che, come ho detto, siamo tutti facenti parte anche di altre associazioni che cercheranno e cercano di dare un bel sviluppo a questo territorio con diverse attività che adesso siamo in fase di rodaggio. Quindi siete ancora all'inizio, poi magari riuscirete a organizzare magari iniziative, poi Covid permettendo, perché dobbiamo sempre stare allerta anche a questo. Infatti quello che abbiamo riscontrato, la maggior difficoltà è appunto le paure, soprattutto in questo periodo, che ci ha portato un po' a rallentare da un punto di vista di attività. Abbiamo sistemato più che altro gli aspetti amministrativi, in quanto abbiamo trasformato lo statuto, siamo diventati un'associazione di promozione sociale, che quindi aderiremo all'album del terzo settore. Bene, io la ringrazio, le faccio un grosso in bocca al lupo per questa nuova attività che la vede protagonista con la Proloco. Insomma, cercate di valorizzare sempre più anche voi, assieme al sindaco, all'amministrazione e tutte le altre associazioni, il territorio di Carlino. Va bene, io vi ringrazio io e vi saluto e buonasera a tutti. Parliamo ora di un'altra associazione, ma in particolare del suo presidente, perché di Carlino è Pasquale Moro, ma prima andiamo a vedere una clip dedicata all'Anbima. Questa era la clip dedicata ad Anbima, ma in questo momento il nostro Paolo Bassi sta riprendendo i fenicotteri che hanno raggiunto Carlino proprio per la diretta di Telefilm Estate. Li vedete pronti, inquadrati dal nostro Paolo Bassi. Ci ha raggiunto anche Pasquale Moro, che appunto è presidente regionale di Anbima, e lei è di Carlino. Ma abbiamo appena visto dei video che fanno riferimento a un campus appena terminato. Esatto, è un campus che noi ormai teniamo da 16 anni, a quale partecipano i ragazzi provenienti dalle scuole di musica delle nostre bande, dalle 97 bande partecipanti
all'Ambima, che è l'associazione di rappresentanza in Friuli Venezia Giulia, che ha un'architettura a livello nazionale. Quest'anno c'erano 144 ragazzi, 12 docenti, 11 collaboratori tecnici che hanno poi sostenuto e mantenuto un attimino viva quell'attività che i ragazzi cominciavano a fare quotidianamente dalle 9 del mattino fino praticamente alle 10:30, 11 di sera. Questi docenti li hanno preparati, li hanno formati ad un'attività di gruppo per affinare quelle attività che già loro hanno e ottengono attraverso le scuole di musica, appunto, delle singole bande. Un'attività importante nella quale Ambima crede fortemente, perché il nostro futuro è il futuro dei giovani e bisogna sviluppare questa attività e bisogna incentivarla, perché questa attività dà una possibilità, un'opportunità in più a questi ragazzi di crescita dal punto di vista della coesione sociale. Se pensiamo a quello che è successo in questo anno e mezzo, ancora di più è la valenza di questi campus. L'anno scorso, nel 2020, avevamo 120 ragazzi in un momento difficilissimo in cui forse pensavamo tutti che fosse finita, ed è stato l'unico campus fatto in presenza a livello nazionale. Ci abbiamo scommesso, ci abbiamo creduto e quest'anno i ragazzi sono ancora di più, non per merito di Ambima che crede in questo progetto ed è giusto che persegua queste finalità, ma soprattutto per merito delle bande che nonostante tutto sono riuscite ad andare avanti adattandosi con nuove forme di didattica, con nuove forme di insegnamento, tra le quali quella a distanza, e adeguandosi comunque con protocolli di sicurezza a livello sanitario per poter continuare le loro attività. Quindi il mio applauso va sinceramente a tutti i dirigenti delle bande, a tutti i presidenti, a tutti i docenti delle bande per aver creduto e continuato a fare la loro attività anche in momenti difficili come questo. Momenti che non sono facili per i ragazzi, la loro difficoltà di aggregazione in un contesto sanitario pandemico come questo è stato molto difficile. L'impatto psicologico nei loro confronti è stato, a mio avviso, dire forse devastante può essere troppo, però sicuramente molto impattante. E quindi la socialità attraverso la musica del fare fatta insieme, che è il nome poi anche del campus Musica Insieme, è importantissima, un momento di aggregazione attraverso la cultura, attraverso la formazione, che per loro è fondamentale, perché gli rimarrà comunque dentro, anche se poi della musica ne faranno solamente un hobby, e quindi crescere con la musica è importante. Il crescere per la musica è potrebbe essere il loro futuro, ma sarà farina nel loro sacco questo. Lei è di Carlino e può essere considerata una delle eccellenze di Carlino, perché insomma, lo dico io. No. Cosa significa essere qui, vivere in un territorio come questo e riuscire a andare avanti e potenziare anche le proprie passioni, valorizzare, ecco, non potenziare le proprie passioni come la sua? Ma vivere a Carlino è vivere in una comunità che è molto effervescente, è molto stimolante lavorarci e crederci soprattutto. Poi quando uno arriva alla mia età ha un bagaglio di esperienza e conosce diversi aspetti di questa comunità e sa benissimo che le potenzialità sono molte. E tante volte ti viene da dire tiro i remi in barca, però l'affetto e il credere in una comunità come quella di Carlino è importantissima. Qui c'è anche una banda e da cui sono nato, e per cui per me è importantissimo anche questo, insomma. È sempre un legame, no? Con il proprio territorio che rimane, nonostante i viaggi, nonostante insomma i cambiamenti anche professionali di un individuo. Ma giovani di Carlino riescono ad avere questo tipo di professionalità dal punto di vista bandistico, oppure sempre meno? Ma ripeto, la situazione di questi 2 anni è stata una situazione impattante nei confronti della banda di Carlino, ma anche a livello regionale nei confronti di tutte le bande, perché questa situazione ha creato nei confronti dei giovani un distanziamento fisico proprio, no? Che è quello che nessuno
si auspicava o si aspettava, e questo ha messo in grossa difficoltà le nostre attività, le attività delle singole bande di formazione, perché la musica si insegna vis-à-vis, non si può insegnare a distanza, e per cui lo studio di uno strumento ha le sue peculiarità, le sue caratteristiche, deve essere affrontato in un certo modo, e per cui questo sicuramente è stato difficile. Dobbiamo crederci, dobbiamo continuare a crederci in questa attività, perché è quello che crea un collante importantissimo. La musica è in grado di farlo, i giovani amano la musica, forse siamo, non dico noi perché io non posso appartenere a quella categoria, ma forse gli adulti pensano che i ragazzi non interessi la musica, invece devono inviarli allo studio della musica, utilizzare le strutture che ci sono in quasi tutti i paesi del nostro Friuli, perché i ragazzi hanno bisogno della musica e ci credono, e soprattutto crescendo con la musica crescono con un altro spirito, uno spirito di aggregazione, perché la musica si fa insieme e non si fa da soli. In maniera sana anche, no? Sì, Giusto? Grazie Pasquale Moro, presidente regionale Anbima. Andiamo in pubblicità perché ci ha raggiunto Mara Navarria. Tra poco arriverà anche lei qui in diretta Telefilm Estate. Un bronzo insperato e anche per questo ancor più dolce. È la prima medaglia femminile italiana nella scherma alle Olimpiadi di Tokyo e porta la firma di Mara Navarria. La spadista di Carlino è stata la migliore della finalina per il terzo posto contro la quotatissima Cina. È la prima medaglia olimpica per Mara Navarria, il cui grande risultato finora era stato l'oro ai mondiali di Wuxi, proprio in Cina nel 2018. Un bronzo insperato e anche per questo ancor più dolce. È la prima medaglia femminile italiana nella scherma alle Olimpiadi di Tokyo e porta la firma di Mara Navarria. Non me ne aspettavo un'accoglienza del genere. Quando ho vinto il mondiale avevo già ricevuto gli striscioni, c'era la bandiera del Friuli, c'era la mia famiglia, però un'accoglienza così no, vedo dalla piuma degli alpini al sindaco di Carlino, anche la famiglia di mio marito, sono veramente Giulia, vedo un sacco di assessore, un sacco di gente che non mi aspettavo di vedere qua oggi. La mia Olimpiadi è iniziata con tamponi, si respirava lo spirito olimpico, ma non era veramente quello che mi aspettavo di vivere. Mi dispiace per il mio individuale che non ho trovato subito la concentrazione giusta con la Aston e l'Ace, però sono contenta di questa medaglia a squadre che ho tanto voluto e ho fatto di tutto per sostenere con il mio contributo alla squadra. Grazie. Assessore, buongiorno. Non si può, ma io ti abbraccio lo stesso. E queste erano le emozioni vissute da Mara Navarria, ma da tutti quelli che l'hanno accolta all'aeroporto all'arrivo proprio dopo la medaglia ottenuta a Tokyo 2020. Mara Navarria è qui, insomma emozioni che non riuscirai mai a dimenticare con questo tuo figlio che ti incorona, insomma è un'emozione unica. Ma devo dire che sto iniziando a realizzare ora quelle emozioni, a fare focus sulle facce che ho incontrato in questo ultimo periodo, e alla fine sono le facce di casa, sono le immagini anche della mia comunità, e quindi ne vado molto fiera, sì, non dimenticherò mai. La medaglia è qui tra le tue mani, però qui tu sei a casa, una medaglia che hai portato a Carlino, e mi dicevi che proprio qui in linea d'aria abiti tu qua dietro. Io abito esattamente quasi a 1 chilometro
però vicino c'è il bosco e il fiume che sfocia proprio qua alle nostre spalle, il fiume Zellina. Io ho preparato proprio l'ultimo mese di preparazione fisica nella strada per arrivare proprio qua, che avete magari visto prima, lungo il fiume e poi vicinissimo al bosco. Tutta la parte di corsa fatta con mio marito Andrea Lococco l'ho preparata qui e sono felicissima di essere tornata a vivere qui. Da qua voglio ricaricarmi e partire per le prossime gare e prossimi obiettivi. Quindi diciamo che allenarsi qui a Carlino fa bene, deve essere una promozione questa, eh? Ma sicuramente ci sono tanti giri che si possono fare in bicicletta, a piedi, sia di strada sterrata, diciamo, quindi con le racchette, o semplicemente anche asfalto, ma dove per fortuna passano ancora molte poche auto. Durante la passeggiata si incontrano un sacco di animali e quindi anche magari con i bambini è facile coinvolgerli diciamo, per tutte le fasce d'età. Si può sicuramente fare sport perché sicuramente questo è un ambiente super pulito e anche mi piace sentire il rumore della natura e qui rigenerarmi. E quando eri a Tokyo pensavi alla tua Carlino? Magari anche un momento per rilassarsi, per staccare un attimo, immagino che non sia stato facile. No, Tokyo non è stato semplice, eravamo praticamente tantissimo soli, quindi infatti io ho chiamato anche questa l'Olimpiade della solitudine. Sicuramente pensare al mio tapis roulant, che è questo il bosco, mi ha fatto sicuramente pensare bene all'aria che respiro qua, al lavoro che faccio in acqua, comunque qua di acqua ce n'è tanta e l'energia che può trasmettere la natura può anche aiutare a rilassarsi. Questo insieme alla respirazione è un lavoro che faccio quotidianamente. Che lavoro fai in acqua che mi incuriosisce? Scusa se te lo chiedo. Ma io utilizzo la piscina di Lignano e insieme a Alessandro Vergendo e Rosarita Gagliardi faccio un lavoro di sia breath training, quindi allenamento del muscolo diaframma, di tutti i muscoli che sono coinvolti nella respirazione, e poi un lavoro di apnea per migliorare la consapevolezza degli esercizi che faccio sia di forza come protocollo di allenamento ma anche di scherma, quindi è un protocollo innovativo e questo mi ha aiutato anche a cercare di rilassarmi, a gestire le emozioni, saperle riconoscere e trarne vantaggio da queste. Tu non so se mi sbaglio, hai appena terminato un campus proprio a Lignano, sì? Sì, io proprio la domenica scorsa, proprio esattamente una settimana fa, abbiamo terminato questo campus, il World Champions Academy, è proprio all'EFA Village, sono contentissima di averlo portato qua in Friuli. È stato un campus internazionale da ragazzini americani, del Belgio, della Francia, Polonia, veramente tantissimi ragazzi e poi anche i ragazzi dell'ASU di Udine con cui mi confronto, cioè fino adesso ancora dobbiamo ricominciare e sicuramente trasmettere loro quello che io ho imparato in tutti questi anni, al di là dei valori che dà lo sport e in particolare la scherma per le sue regole, e confrontarsi e avere me e altri campioni a disposizione tutto il giorno. È stato molto bello e a Lignano ci siamo trovati molto bene. Ma ritorniamo a Carlino, perché chi viene qui a Carlino ad allenarsi, a correre, trova anche Mara Navarria a correre nelle vie, nella Valle da Pesca, insomma. Ma tu ti stai allenando per altri obiettivi, cioè stai già pensando a Parigi o è presto, vuoi ancora un attimino riposarti? Io ho già deciso che potrei sicuramente arrivare a Parigi, più che altro mi ha fatto riflettere la cosa che la qualificazione olimpica inizia fra 2 anni, le Olimpiadi sono fra 3, quindi è già dopodomani. Io mi sto prendendo un break, inizierò verso fine settembre a riprendere in maniera diciamo professionistica, adesso mi sto dedicando alla bicicletta, sì, infatti domani Samuele mi ha chiesto di passare da Bibione a Lignano e poi da Lignano venire a Marano e tornare a Carlino in bicicletta. Tuo figlio questo? Sì. E quindi sì, è già abbastanza sportivo, quindi di fare questo giro e tornare appunto a Carlino perché da qua si può partire o si può arrivare sia per conoscere il territorio che comunque, come hanno già detto le persone prima di me, offrono davvero tantissime sia proposte che risorse, quindi è solamente da cercare un po' e da googolare gli eventi che si trovano qua.
Mara, io ti ringrazio tantissimo per essere stata qui in nostra compagnia, perché insomma è grazie anche a te se riusciamo a promuovere al meglio Carlino e non solo, anche il Friuli Venezia Giulia. Quindi in bocca al lupo per Parigi e per tutte le altre tue prossime iniziative. Non so se hai altri campus in previsione, così i giovani possono avvicinarsi a te e tu riesci a trasmettere a loro questa passione. E non sono ancora state decise alcune date, forse per la prova di scherma, quindi giornaliera all'ASU. Quindi provare appunto la scherma, la spada e magari toccare con mano la mia medaglia olimpica, perché sicuramente se si può sognare si può realizzare, almeno questo è quello che io dico ai bambini. Io inizio da 10 anni e sono partita appunto da qua e secondo me si può realizzare tutto. Invece ringrazio voi che sono venuti a Carlino e far conoscere la mia terra e che con orgoglio porto in giro per il mondo. Grazie Mara Navarria, davvero, in bocca al lupo, perché adesso mi vado dal vice sindaco. Vado dal vice sindaco con delega allo sport, Mirko Flebus, che deve essere super orgoglioso di avere qui nel territorio Mara Navarria, che vi promuove al meglio il territorio grazie anche ai suoi risultati sportivi. Sì, sicuramente non possiamo esimerci dall'essere contenti assolutamente di questo suo traguardo personale, ma anche traguardo che porta orgoglio proprio alla realtà carlinese, perché comunque, come in precedenza ha detto, lei porta sempre in alto il nome del Friuli, ma in particolare anche di Carlino, che è casa sua. Sicuramente Carlino, sportivamente parlando, è una realtà alquanto vivace, perché abbiamo molte associazioni, ne contiamo una decina, anzi 9 precisamente, si aggiungerà proprio in questi mesi, si sta aggiungendo una 10ª associazione nell'albo delle associazioni sportive del comune di Carlino, quindi possiamo dire che è molto vivace, perché proprio abbiamo a 360 gradi quasi tutti gli sport più comuni. E non ultimo va ricordato anche tutti gli altri sportivi che sono originari di Carlino, perché vantiamo comunque delle personalità importanti anche a livello professionistico in vari sport, passando dall'atletica al basket piuttosto che al pattinaggio, nonché anche al ballo, perché abbiamo anche dei componenti o comunque dei ragazzi che si dilettano nel ballo proprio a livello professionistico. In più, ovviamente, visto tutto questo movimento sportivo che il comune di Carlino può offrire, non possiamo come amministrazione non essere attenti. Infatti proprio in questo periodo ci siamo attivati con delle visioni, diciamo, di ampliamento e di migliorie. Infatti grazie a un contributo regionale proprio stanziato da pochissimo andremo a fare un investimento molto molto importante sull'impianto del polo sportivo del campo di calcio, insomma, dove appunto questo avrà un riflesso sicuramente in tutto il territorio, perché comunque la realtà, quella sportiva in particolare del Cerninsmuzzane, appunto coinvolge più di 200 se non addirittura 300 ragazzi, parlando solo di settore giovanile, che sono di tutta la zona, non solamente di Carlino, perché diciamo il bacino d'utenza del Cerninsmuzzane a livello settore giovanile è vastissimo, è una realtà non di poco conto. Quindi diciamo noi, e in più abbiamo anche investito, adesso stiamo iniziando entro fine 2021, dobbiamo impegnare altre risorse sulla palestra, sul palazzetto dello sport, no? Quindi diciamo l'intento proprio è quello di favorire ancora di più e portare sempre più possibilità per gli atleti che vengono a Carlino, anche da fuori, di poter fruire di strutture interessanti o comunque a regola d'arte, come si suol dire, insomma. Io ringrazio il vice sindaco perché ha fatto tutto lui, non sono servite neanche le mie domande perché appunto ha detto tutto. Ringrazio Mirko Flebus e complimenti per ciò che fate, per la vostra attività sportiva e non solo. Pubblicità, perché poi ritornerà il sindaco e ritornerà Irene proprio per parlare nel dettaglio di quelli che sono gli altri servizi della tenuta Valle Cadallovo. Tra poco. Bentornati in diretta da Carlino, la tenuta Valle Cadallovo, per questa puntata di Telefriuli Estate dedicata alla valorizzazione del territorio di Carlino, delle associazioni, ma anche di questo ambiente davvero suggestivo. Irene è tornata, Irene Sguastro, proprio per presentarci anche questo panorama e l'attività che si svolge qui.
Sì, esatto, alle spalle abbiamo un bellissimo panorama che è il Bosco di Carlino insieme alla laguna. Stupenda anche l'interconnessione che abbiamo tra questi due ambienti che sono molto diversi tra di loro, ma comunque a livello naturalistico sono fantastici. Come abbiamo visto adesso ci sono appena arrivati anche i fenicotteri apposta per la diretta, come hai detto tu, e molto spesso capita, come diceva anche prima Mara, di incontrare anche altri animali, ad esempio caprioli, cinghiali, le volpi. Ogni tanto ci capitano anche qua in giardino mentre le persone ci fanno colazione qua nel bed and breakfast, il che è una cosa molto esclusiva e particolare. Alle nostre spalle abbiamo anche una tiny house di cui prima non vi ho accennato. Questa tiny house è particolare perché non ha né wifi né televisione, quindi ritorniamo sempre nel discorso di voler riconnettere le persone alla natura e distaccarsi dal mondo della tecnologia. E poi devo dire che ci vedono delle albe spettacolari perché abbiamo la vetrata che dà proprio sulla laguna dove sorge il sole, quindi la mattina ti svegli con un paesaggio unico ed esclusivo. Sempre alle nostre spalle invece c'è anche l'orto. C'è da dire che la tenuta Valle Cadellovo è anche certificata biologica per quanto riguarda sia la parte di agricoltura ma anche per quanto riguarda l'allevamento sia ittico ma anche l'allevamento dei cavalli, non per la destinazione finale per quanto riguarda i cavalli ma per il tipo di gestione che abbiamo. Stessa cosa anche per quanto riguarda l'allevamento ittico, in quanto cerchiamo di seguire quello che è il ciclo naturale del pesce. Di conseguenza non siamo noi a portare i pesci in valle, ma entrano da soli durante il periodo della montata in primavera e noi semplicemente poi li gestiamo qua in valle stando attenti che appunto vada tutto secondo quello che deve andare. Per quanto riguarda invece la parte agricola abbiamo il nostro orto, sono 750 piante, fatto tutto a mano, quindi siamo molto orgogliosi. Sono prodotti freschi che raccogliamo anche ogni mattina da servire a colazione per gli ospiti dell'agriturismo. Tra le specie orticole che abbiamo diverse specie di pomodorini, pomodori, cetrioli, melanzane, lattuga, zucchine, un po' di tutto insomma. Abbiamo anche il giardino delle fragole, un meletto, le albicocche, un ciliegeto, quindi cerchiamo di soddisfare tutti i gusti possibili. Però insomma voi collaborate, o comunque avete le collaborazioni con altre realtà, altre aziende del territorio, se non sbaglio, no? Perché prima vedevo anche l'amaro. Sì, esatto. Tenuta Valle Cadellovo è sempre aperta a collaborazioni con il territorio, con privati e con aziende. Abbiamo ad esempio la Barricaia che in collaborazione con Beppi Tosolini dove verrà raffinato l'amaro con sapore mediterraneo, quindi con erbe di laguna, questo anche ovviamente per la stretta connessione con l'ambiente. E poi abbiamo, come vi accennavo prima, il progetto In Bici in Friuli dove ci sono dei tour organizzati per scoprire le aziende del territorio, valorizzarle e anche sempre in promozione allo slow tourism come accennavamo prima. E sempre anche grazie a Stella Boschi e Laguna c'è tutta una serie di collaborazione tra aziende privati e comuni anche per fare rete appunto, per fare squadra e pubblicizzare il territorio e tutti i valori che abbiamo qua nella nostra zona che sono importanti. Questo è un bel messaggio, dovreste portare Mara in bicicletta assieme a voi, anche a cavallo, perché lei diventa un po' anche la vostra testimonial, potrebbe essere una bella occasione. Sì, decisamente, è molto emozionante anche. Comunque mi avete convinta, vengo a fare colazione qua, anche perché avete tutti i prodotti naturali, biologici, quindi proviamo io e Paolo una mattina a venire qui a fare colazione, io e Paolo Bassi. Io ti ringrazio Irene di essere stata bravissima, ma adesso in questa clip proprio vediamo nel dettaglio la vostra attività, è una clip dedicata appunto alla Valle da Pesca di Carlino, questa, la Valle Cadellovo, e poi ritorneremo in chiusura con il sindaco per i saluti finali, ma anche per presentare quelle che sono le altre novità del territorio di Carlino. Vediamo la clip.
E queste erano sono le bellezze di Carlino nella clip dedicata alla Valle Ca dell'Ovo, che ringraziamo per averci ospitato per questa diretta di Telefulli Estate, come ringraziamo il sindaco Loris Bazzo, che deve essere orgoglioso di queste realtà e anche di queste sportive come Mara Navarria che portano alto il nome di Carlino in tutto il mondo. Io sono orgogliosissimo della mia comunità, dei carlinesi, anche perché sono nato e cresciuto a Carlino e di diritto mi fermerò qui. Sì, è vero, diciamo che possiamo curare due aspetti che parallelamente, no, corrono nella stessa direzione. Lo abbiamo ricordato prima, cioè il patrimonio storico, culturale, paesaggistico che a Carlino la nostra comunità affonda le radici in 2000 anni di storia, e di questo ne sono testimonianza un'antica fornace romana che produceva proprio ceramiche invetriate e le inviava al fronte, insomma, alle legioni straniere, alle legioni romane, e pezzi di queste ceramiche invetriate si trovano ancora nella campagna carlinese, ma anche sul fiume Danubio. E parallelamente, lo dicevo, anche quello che è il patrimonio umano di Carlino. Lo ha ricordato prima Mara Navarria, ma anche il presidente Moro e il vice sindaco Flebus, che da questo punto di vista la comunità di Carlino è una comunità vivace, e questa vivacità, diciamo così, è legata anche per certi versi all'aspetto di protagonismo che hanno le associazioni locali, e queste associazioni appunto valorizzano non solo quella che è la tradizione e la cultura locale, ma portano avanti anche aspetti, diciamo così, su più fronti, dal fronte sportivo a quello culturale, e su questo l'amministrazione in questi 2 anni ha fatto proprio un importante investimento. In questi 2 anni, complice anche la chiusura legata al Covid, l'amministrazione, la giunta in particolare, ha, diciamo, in qualche modo inventato un laboratorio di idee che si sono tradotte in 2 progettualità importanti, che sono quelle appunto dell'auditorium e della riqualificazione del plesso sportivo. Però da questo punto di vista quello che ci ha insegnato il Covid credo sia stato proprio questo, che è inutile avere importanti strutture quando queste stesse strutture non sono riempite. Ecco, da questo punto di vista io credo che le progettualità sulle quali noi abbiamo fatto un'importante riflessione sono progettualità che non hanno solamente una ricaduta locale, ma hanno una ricaduta anche sovracomunale. Sono progetti di più ampio respiro, e da questo punto di vista abbiamo accolto quello che è stato l'indirizzo della Regione, e la Regione ha, diciamo, a sua volta riconosciuto il merito, ma anche la credibilità di un'amministrazione che ha risposto dignitosamente a quelle che erano le aspettative e le indicazioni appunto dettate dai vertici regionali. A livello turistico pensate ad altre valorizzazioni? Sì, diciamo che sul fronte turistico mai Carlino si è speso, se non negli ultimi anni, perché abbiamo individuato una progettualità di nicchia specifica legata a quella che è il turismo lento, al turismo di prossimità, proprio perché Carlino è attraversata dalla Romea Strata, una strada che appunto da Tarvisio, quando appunto si entra in territorio friulano, porta a Roma, ed è meta anche di diversi pellegrini che vediamo appunto percorrere le strade di Carlino. E a Carlino abbiamo anche è sede di un ospitale gestito dall'associazione Amici dell'Ospitale del St. Thomas Becket, che ospita appunto periodicamente i pellegrini che decidono di fermarsi temporaneamente nella nostra comunità. Sindaco, la ringrazio, grazie per averci accolto a Carlino, e in bocca al lupo per tutti i vostri progetti. Grazie a voi, vi aspetto presto. Grazie al nostro Paolo Bassi qui con me a Carlino, grazie alla regia di Simone Caramaschi, grazie per l'attenzione, buona serata. The way you make me feel, that's just the way you make me feel. So good, so good, so good, so real. That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. Love is so, please don't stop it. You got me riding in your jean pocket, laying your body on the shag carpet. You know I love it, so please don't stop it. It's like a downfall with a little bit of tender and emotional sexual. Questo programma vi è stato offerto da Zanutta. Il nostro mondo è la tua casa.